Allora, io vorrei presentarvi un uomo, perché io questa sera non sarò sola, un gran bell'uomo, un uomo che ama veramente Festival Show. Paolo Baruzzo! Mamma che presentazione! Buonasera a tutti! Ciao benvenuti! Paolo. Ciao Che eleganza, Matilde! che eleganza! Grazie, ricambio il complimento. Buonasera a tutti voi qui in Piazza Giorgione, a quanti ci seguono in diretta su Radio Birichina e Radio Belle Monelle, e quanti ci stanno vedendo in TV, su Rete Veneta e anche sul satellite tramite la diffusione di 3 channel. Matilde, noi abbiamo un media partner ufficiale che è il settimanale Vivo. Ho visto che nel numero in edicola da oggi c'è un'ampia intervista a te dedicata. A me. Sei anche richiamata in copertina per questa intervista importante, visto che sei la protagonista di questo nostro spettacolo itinerante Festival Show, giunto alla terza tappa. Benissimo, ti lascio, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao Matilde. Allora, Vivo, dicevo, è il nostro settimanale che segue con ogni numero durante l'estate questo nostro appuntamento attraverso interviste, servizi, varie fotografie, reportage dei nostri spettacoli. Questo è il terzo appuntamento del Tour Festival Show 2009, ma per Castelfranco è una data importantissima perché è l'epilogo di 3 giorni di manifestazioni per festeggiare i 20 anni di Radio Birichina. Ieri sera e venerdì sera su questo palco ci sono alternati tanti artisti in rappresentanza degli anni 60, che come sapete è il decennio a partire dal quale con la programmazione musicale Radio Birichina raccoglie ogni giorno più di 500.000 ascoltatori sul nostro territorio. È la prima radio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. L'area di copertura va da Bergamo fino a Trieste. È un grande successo, i primi 20 anni di questa radio che è nata ed ha sempre avuto sede qui a Castelfranco. E grazie a tutti voi per la simpatia e il consenso con cui seguite l'emittente fondata da Roberto Zanella, che insieme alle altre 4, vale a dire Radio Belle Monella, Radio Peter Pan, Radio Marilù e Radio Sorriso, costituiscono il gruppo più forte radiofonico del nord-est Italia. Noi proprio per il 20ennale di Radio Birichina abbiamo organizzato tante iniziative. Questa è la conclusiva, è il clou finale di questi appuntamenti, e fra le iniziative abbiamo attivato, proprio su iniziativa di Roberto Zanella, un concorso per le vetrine. Quindi l'invito era addobbare le vetrine del centro di Castelfranco dedicandole alla musica, alla radio, agli anni 60 in particolare. Io direi di chiamare qui sul palco colui che ha seguito da vicino l'organizzazione di questo concorso ed è anche colui che da diversi anni firma le scenografie, il layout e la grafica della nostra manifestazione. Lo accogliamo con grande simpatia, con un applauso, Andrea Zanella. Eccolo qua. Ciao Andrea. Buonasera a tutti. Sei arrivato, ciao. Ecco, io sono veramente felice di questo momento, io ci tengo tanto perché molti commercianti di Castelfranco Veneto hanno appunto allestito le vetrine con il tema degli anni 60.